Gangemi di Torregrotta, terza giornata nel campionato di terza categoria siciliana. A render visita al San Paolino la scuola calcio Sicilia di mister Creazzo, reduce dalla sconfitta per 0-2 tra le mura amiche contro la Fair Play Messina, sconfitta anche per la compagine locale 4-1 sul campo dell'Arcigrazia. Direzione di gara affidata al signor Karim Lafranca della sezione di Messina. Si schiera con un 4-3-3 il San Paolino di fronte a Chillè, Doriore, Magazzuna, Stasi e Terrizzi, D'Angelo, Aricò e Sottile in mediana, tridente composto da Saporita, Sapienza e D'Angelo. Passiamo al fin di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Federico Longo, completo giallo con inserti blu per la compagine locale, maglia rosa per la scuola calcio Sicilia, che gestirà il primo possesso e sarà la prima ad offendere verso la porta avversaria a tiro forte ma centrale di Roberto Creazzo, controllato in due tempi dall'estremo difensore locale. Al 13esimo palla dentro per Alessandro Bruno, che salta anche l'estremo difensore e mette dentro, ma salva sulla linea Terrizzi, salva anche il risultato. Risposta del San Paolino al 20esimo, palla lunga per Alessandro D'Angelo, controlla la sfera, protesta per un tocco di mano di Laganà sul controllo. Ancora un'occasione 8 minuti più tardi, questa volta è Saporita che ci prova da distanza siderale, destro potente, centrale ma impreciso, che sorvola la trasversale. Ultima emozione della prima frazione di gioco, ancora con il San Paolino, pericoloso dalla distanza, alzato in corner il destro dai 30 metri, duplice fischio del direttore di gara Lafranca. Risultato ad occhiali al Pietro Gangemi di Torregrotta. Inizia allora la ripresa, dove il consueto check delle reti. Al 55esimo ci prova con questo tiro cross Creazzo, smanacciato sulla traversa dall'estremo difensore del San Paolino. Richiamato in panchina Stefano Saporita, al suo posto l'omonimo Sergio. All'ora di gioco, palla di Sapienza a rimorchio per Sottile, si sposta il pallone, si oppone l'estremo difensore ospite. Al 63esimo spazio anche a Buonarrigo, girandola di cambi che coinvolge anche Sapienza e Sottile. L'occasione più ghiotta arriva al minuto 77 con Aricò che lascia andare il destro, fischia vicino alla base del palo. Il suo tentativo, si resta sullo 0-0 al Pietro Gangemi con la scuola calcio Sicilia che prova a rispondere. Carrolo si invola, prova a sfruttare la propria velocità, para il portiere sulla ribattuta. L'estremo difensore ancora una volta è decisivo sul tentativo dagli 11 metri di Bruno. 86esimo, proteste in casa SC Sicilia per questo atterramento, poi un mischione risolto dal fischio del direttore di gara per fallo di confusione. Ultimo cambio con Aricò che lascia spazio a Nastasi, segue solo il triplice fischio, né vinti né vincitori al Pietro Gangemi di Torregrotta. San Paolino Fair Play termina per 0-0. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.